Secondo gli ultimi dati di Veneto al Lavoro, nel 2020 si sono persi più di 5.000 posti di lavoro nel comparto turistico veneziano. Tutta Venezia, direttamente o indirettamente, vive di turismo, che prima del Covid garantiva 3 miliardi di fatturato annuo. Così però fino al 2019, quando soltanto in centro storico si registravano quasi 13 milioni di presenze all'anno, con più di 5 milioni e mezzo di arrivi che stazionavano nei 419 alberghi presenti. Alberghi che attualmente in questo 2021 si sono ridotte a circa 400 strutture, tra queste pochissime quelle aperte nel corso di questa stagione estiva e precisamente il 60% nel weekend, che scende al 20-30% nell'infrasettimanale, cioè dal lunedì al venerdì. Così dai dati incrociati dell'annuario del turismo del Comune di Venezia e di AVA, l'Associazione Veneziana degli Albergatori. Sono soprattutto italiani del turismo di prossimità e quindi parliamo di tedeschi, parliamo di austriaci, parliamo di svizzeri, francesi, qualche spagnolo, tutti coloro che possono arrivare in macchina. Ormai il mezzo di trasporto anti-Covid viene considerato la macchina, poca gente si fida a viaggiare aereo e quindi chi viaggia in macchina, le code che ci sono ai garage a Piazzale Roma lo dimostrano, viene a Venezia. Inevitabile che questa sarà l'estate del turismo pendolare. Ora per la ripartenza bisogna pensare ad un turismo diverso. A dirlo anche l'assessore comunale Michele Zuin nel corso dell'evento Venice Hotel Market, la fiera degli albergatori, un vero e proprio piano e progetto studiato per la ripartenza del turismo a Venezia. Ad unire le forze con l'Associazione Veneziana Albergatori, Save, Camera di Commercio Venezia e Rovigo, con ristoratori, baristi e altri professionisti dell'ospitalità veneziana. Questo è un segno comunque, questo Venice Market, di ripartenza. I problemi purtroppo non sono ancora finiti, però insomma sono in via di risoluzione, per cui in questo momento bisogna stare tutti uniti e cercare di fare ognuno il proprio compito per sbloccare la situazione.